diretta dall'Auditorium Merula a Roreto di Cherasco, On Stage, il live streaming che porta la musica dal vivo ovunque tu sia. Siete pronti? Stiamo per cominciare! Buon pomeriggio e benvenuti in questo appuntamento del sabato con un'altra grande sessione di musica dal vivo sul palco di Merula On Stage. L'appuntamento di oggi è particolare, è un po' diverso dai nostri soliti concerti, perché oggi abbiamo l'onore di avere con noi Andrea Valeri con la sua clinic per presentarci la sua musica, le chitarre Maton. Quindi, signore e signori, ecco a voi Andrea Valeri. Ma grazie mille, siete fantastici, calorosissimi. Ringraziamo Merula e tutto il suo staff per aver organizzato tutto ciò. Facciamo un grande applauso e grazie a voi di esserci. Grazie mille. Grazie davvero, siete fantastici. Siete pronti con le mani? Andiamo, 1, 2, 3, 4, tutti insieme, 1, 2.
Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Pronti con il coro?
Grazie davvero, siete fantastici. Grazie di essere qui oggi. Domande su questo? Ok, proseguo. Allora, le chitarre che abbiamo qui oggi sono chitarre molto speciali. Allora, qualcuno di voi che è venuto precedentemente ai miei concerti si ricorda lei? Mentre questa è freschissima, anche se non lo è già più praticamente, ma in realtà lo sarebbe perché ha solo pochi mesi, ok? Entrambe queste chitarre sono strumenti che vengono dall'Australia e si chiamano Maton, il brand si chiama Maton, o italianizzandolo, una Maton. Ok? E sono chitarre molto speciali proprio perché hanno diversi fattori unici, il primo tra i quali un grande sistema di amplificazione. Possiamo chiedere tranquillamente quanto abbiamo messo oggi a fare il soundcheck, quanto ci abbiamo messo? Un 5 minuti scarsi, direi. Ti sei collegato, hai provato un paio di cose ed eri pronto per andare. Ok, e praticamente quello che ascoltate è flat, ok? Non ha EQ da parte mia, quindi è esattamente quello che è il segnale della chitarra. Ora, questo sistema di amplificazione è composto da due parti. Uno che è un piezoelettrico, che ovviamente sarebbe lui, ve lo faccio sentire separatamente, eccolo qua. Questo è solo il piezoelettrico, Maton. Ovviamente gli manca quell'attacco microfonico che avrebbero anche le percussioni. Attivando il microfono, infatti, si ottiene questo tipo di sonorità leggermente più aperta, sentite, senza, con, ok, non è molto invasivo a livello sonoro perché il piezoelettrico risponde su alcune frequenze e il microfono completa questo spettro di frequenze on top, quindi cerca di essere più brillante rispetto al piezoelettrico, in maniera tale da evitare anche ritorni, feedback da parte della parte del palco, ovviamente, perché se vi immaginate, adesso stiamo suonando con una spia, immaginatevi essere su un palco molto grande, quindi 3, 4, 5 spie, 80.000 watt di impianto e ovviamente quando hai così tanto wattaggio il feedback è molto probabile se hai una chitarra con un microfono al suo interno, oltre al piezoelettrico. E poi c'è qualcos'altro. Ognuna di queste caratteristiche che il sistema di amplificazione ha contribuisce a creare una polifonia e una tavolozza di colori per questo strumento che è assolutamente unica. Perché ricordiamoci che quando si acquista uno strumento o quando si va a provare gli strumenti, spesso e volentieri quando si sente uno strumento che ha tanto volume ci meraviglia un po', ci toglie il fiato. Ma ricordiamoci che il volume siamo sempre in tempo a darglielo, ma i colori no. Okay, quindi lo strumento perfetto, fra virgolette, è lo strumento che vi dà più possibilità di esprimervi in assoluto. Okay? È quello strumento che ha tutte quelle capacità di mettervi a vostro agio e di farvi godere delle varie frequenze che possono venire fuori da questo strumento. Vi faccio un esempio pratico. Suonando con questo tipo di stile, fingerstyle, si suonano ovviamente più tracce allo stesso tempo. Adesso immaginatevi Billie Jean di Michael Jackson. Chi di voi non conosce Billie Jean di Michael Jackson? Abbia il coraggio di alzare la mano. Così possiamo allontanarli dal teatro subito, li mandiamo via. Allora, immaginiamoci che questo ovviamente sia il basso. Sentite che nonostante il microfono sia azionato adesso, il basso rimane molto fermo. È presente e fermo. Ora,
Anche la cassa che entra, non impasta, ma va a corredare il basso. E on top sentite come gli alti sono morbidi e hanno totalmente un altro suono rispetto al resto, anche a livello dinamico. Quindi quando uno le va a mischiare insieme questi elementi si crea una fortissima polifonia, ok? Si crea una commistione di colori che è veramente, veramente unica. E la chitarra in questo contribuisce tantissimo, perché lei è equilibrata, dà un bilanciamento a ogni parte della chitarra, dà un bilanciamento ben preciso. Qui sotto sentite la spinta che ha qua e la delicatezza che ha qua sopra. Qua canta, qua al basso. E qua alla parte percussiva, ok? Quindi è uno strumento molto completo. Ci sono delle domande a riguardo? Guardiamo. Nessuna domanda a riguardo, quindi deve essere stato abbastanza chiaro. Sei stato molto chiaro e la tua bravura ci sta lasciando senza parole anche qua in regia, quindi credo ci sia un po' di timore reverenziale in questo momento. Adesso vi faccio sentire un paio di brani dove voglio farvi ascoltare un'altra delle qualità che questi strumenti hanno, che è il loro sustain, la loro dinamica, la loro capacità di essere anche delicate, non solo strumenti aggressivi e preponderanti, ma anche strumenti molto, molto delicati. Vi suono questo brano che ho scritto diversi anni fa, si intitola appunto La lettera, e in questo brano racconto una storia che poi ho immaginato io, sfortunatamente che è molto attuale perché parla di guerra, di una madre e il suo figlio che si mandano lettere durante la guerra e il figlio riceve le lettere della madre, inizia a leggere ma il nemico spara prima che possa finire le sue parole. Quindi vi suono la lettera e cerchiamo di andare in questa direzione, ascoltare i colori e la delicatezza di questo strumento.
Grazie. Come sentite, ci sono dei momenti in cui può urlare e un altro dove può sussurrare. Siete invitati ad andare a mangiare un panino e a tornare nel frattempo. Nell'attesa che finisca. Okay, sta ancora continuando. È una cosa che sembra scontata, no? Dice, ma da dove arriva il primo riverbero dello strumento? Dallo strumento. Ok? È come il freno motore di un'auto, cioè la stessa cosa. Lei già ce l'ha il suo riverbero, poi uno lo può volontariamente aggiungere dietro magari la nota, perché ovviamente tutto quello che cade davanti alla nota impasta tutto, ok? Invece dietro la nota fa coda. In questo caso, come sentite, è la chitarra stessa che ce n'ha, ok? Se voi suonate qualche Mason su nel reparto chitarre, vi accorgerete di questa cosa. Qualsiasi di quelle chitarre è dotata di questa qualità. Grandissimo sustain, che è un bel pedale, è come se aveste il pedale al pianoforte, insomma qualcosa che vi allunga la frequenza sonora e vi permette quindi di avere un suono molto molto più, come posso dire, morbido, note sovrapposte che quindi non suonano molto schematiche, bensì ben equilibrate e amalgamate l'una nell'altra. Riguardo a questo c'è qualche domanda? Neanche, quindi colgo l'occasione per chiedervi, quindi è tutto chiaro? Cioè, lo scopo di tutto questo è comprate una Mason. Esatto, il negozio è aperto ancora fino alle 19:30 come tutti i giorni del martedì al sabato. Siamo a Roreto di Cherasco, questo è Mero, la magazzini musicali, questo è Mero on stage, questa è una clinic di chitarra in Mayton, quindi venite a trovarci, venite a provare gli strumenti. Ci ho messo anche il plug, grazie per avermelo appoggiato, grazie mille Andrea. E adesso voglio suonarvi qualcosa dal nuovo album Odissea, che è qui per voi questo pomeriggio. Sapete, è molto importante in questo momento supportare il mondo della musica. E voglio suonarvi un brano che ha, diciamo, quasi le caratteristiche della lettera, ok? Semplicemente un po' diverso a livello dinamico, e si chiama Sonny e John, ed è all'interno del disco. Vi racconto anche l'aneddoto che ci sta dietro a questo brano. Qualche mese fa ero in Inghilterra, in una zona che appunto è quella di Southampton, New Forest, Londra, eccetera, eccetera. E i miei Sonia e John, che sono dei responsabili miei in Inghilterra, mi dicono: riusciresti a anticipare il tuo volo di un giorno? Ok? Perché è una sorpresa, non te lo possiamo dire. Va bene. E così è stato, ho anticipato il volo di un giorno, sono arrivato. Mi dicevano però, mi raccomando, vestiti già pronto per andare sul palco, chitarra pronta, quando arrivi già devi essere proiettato sul palco. Vabbè. Insomma, dopo un'ora dall'atterraggio mi prendono, si va via e mi dicono: ora finalmente ti possiamo dire dove stiamo andando questa sera. Andremo dal bassista dei Dire Straits, John Isley. Oggi suonerai per lui. Battito cardiaco leggermente accelerato, una tachicardia piccola piccola, e così è stato. Andai con loro nel sud dell'Inghilterra, andammo in questo locale che è appunto di John Isley, e là c'era questo mone con i riccioloni bianchi che io avevo visto nei DVD dei Dire Straits, o a Wembley, Live Aid, tutte queste cose qui, e quel giorno era qui, era tridimensionale, era vero.
lo potevo persino toccare. Abbiamo cenato insieme, ho suonato un concerto per tutti gli spettatori che c'erano, incluso ovviamente John e molti altri, e alla fine abbiamo suonato un brano insieme, il Romeo and Juliet. E una cosa è successa quella sera. Io avevo scritto poco tempo prima un altro brano per Sonia e John. Quella sera siamo usciti dal club, siamo ritornati verso la loro casa e in macchina ho ideato un'altra melodia per Sonia e John. Però potevo dedicargli 2 brani. Allora cosa ho fatto? Ho fatto copia e incolla. Ho preso un pezzo del vecchio brano, un pezzo del nuovo brano, accorpati, ed è la versione che sentite nel disco Odissea, che adesso vi suono, Sonia e John. Grazie mille. Grazie davvero. Allora, quando siete entrati, vi hanno spiegato della sorpresa di stasera? No. Nessuno sa niente? Se no che sorpresa è se gliela spieghiamo. A te l'onore. Vado io? Prego, prego. La dico a tutti? Assolutamente sì. Non so se saranno piacevolmente sorpresi, spero di sì. Allora, Merula,
questo fantastico luogo pieno di strumenti, di ispirazione, di storia, di luci, impianti, chitarre e quant'altro, ha organizzato una sessione speciale di palestra per tutti voi. Veramente. E io sono qui per suonarvi la colonna sonora esatta per questo momento. Ok? Pronti con i piegamenti? No? Grazie mille. Ci sono domande su quest'ultimo brano? No. Non ho studiato flamenco. Però mi piace ascoltarlo. Tanto anche. Allora, sì, vi dico, ci sono delle cose che di sicuro vengono anche da quel mondo là. Perché di solito nel fingerstyle, finger picking, si suona ovviamente 4 quarti, 3 quarti e quant'altro utilizzando il pollice che fa tutta la parte di basso e poi le dita che fanno rispettivamente melodia, poi la parte percussiva, quant'altro. Io tendo a utilizzarle in doppio senso, ok? Quindi pizzicano melodia sia in avanti che indietro.
perché talvolta non mi sarebbero bastate altrimenti le dita stesse per prendere tutte le note che c'è da prendere. Quindi le prendo in doppio senso. Spesso, se si guardano i chitarristi flamenchi, sì, anche loro lo fanno. Altre domande? Se no faccio una cosa importantissima. Faccio un cambio chitarra, perché adesso abbiamo parlato di queste small body qua, queste che si chiamano EBG 808. Le trovate anche qua in negozio, ne ho provate alcune prima, c'è una Nashville, c'è una Australian Model, c'è una SRS, sono fantastiche tutte quelle che ci sono. Questa qui che vedete oggi è la Andrea Valeri Custom e anche quella è una ER90C, è il primo modello che abbiamo fatto con Maton insieme. Questa è del 2011-2012. Questa invece, come vi dicevo, ha pochi mesi. Adesso prendo quella più vecchiotta, in maniera che possiate sentire la differenza tra una chitarra che è un benzina, prendo il diesel. Okay? Sono entrambe qualcosa di particolare, qualcosa di speciale e possono servire a cose diverse, anche perché io prevalentemente in studio, per produzioni, per altri artisti o quant'altro, uso lei per far ritmica o accompagnare. La chitarra principale è lei. Poi invece sul palco prevalentemente la protagonista diventa questa qua. Ok? Faccio un cambio chitarre velocissimo, pit stop. E allora, mentre Andrea fa questo rapido cambio chitarre, io vi ricordo, come ha detto lui, che gli strumenti Maton Guitars, assieme a tanti altri brand, sono qui da Merula, nei nostri reparti, proprio alle spalle del palco, e che siamo aperti dal martedì al sabato, dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30. Venite a trovarci qui a Roreto di Cherasco, Merula Magazzini Musicali, e adesso torniamo a questa clinic del chitarre Maton con Andrea. Dimmi. Certo, allora... non preoccuparti, allora la domanda riguarda la differenza di legni tra questa e l'altra chitarra. La affronto subitissimo. Allora, questa chitarra che ho in braccio adesso è composta prevalentemente da palissandro, ok? Palissandro, abete, il manico è in acero e la tastiera di nuovo in palissandro, quindi prevalentemente è palissandro. Mentre lei ha il top in abete, Blackwood, fascia e fondo, e mogano come manico. Poi il resto, la tastiera è sempre, tastiera e punte sono sempre in palissandro. Ok? Prego. Fortissima perché di solito le dread rispetto alle 808 hanno uno spettro di frequenze leggermente diverso. Hanno i bassi molto pronunciati, i medi leggermente più scavati e gli alti molto forti. Okay? Quindi c'è una buchetta là in mezzo che per esempio vanno benissimo per il cantautorato, perché la voce umana spesso prende quella zona che la chitarra ha meno evidenziata. Ok? Mentre la IBG 808 ha uno spettro un pochino più omogeneo di frequenze, perché è fatta più che altro per musica strumentale. Ok? Quindi diciamo fra le due, per fare finger picking, fingerstyle, probabilmente la 808 è il modello più vicino e più costruttivo, più universale, mentre questa potrebbe servire a quell'altro scopo. Io Okay? chiedo un secondo al pubblico in sala, se hanno altre domande adesso o più avanti nella clinic, di fare semplicemente un cenno o alzare la mano. Abbiamo il nostro Tommaso che alza il microfono, così anche chi è collegato C'è in streaming a qualcun casa altro? sente cosa chiede chi è in teatro. Ok. Ecco, il nostro Tommaso che accorre. Grazie. Allora, senti Andrea, volevo chiederti, su questa chitarra qua hai l'AP5 Pro montato o Sì. APMI? Ah, ok. Allora ti chiedo questa cosa, come hai vissuto il passaggio da APMIC ad AP5 Pro? Ok, ti rispondo, vuoi un'opinione personale? O Assolutamente, perché io sono lì in quel passaggio. Ah, ok. Allora, sarò preciso. Su quella ho l'AP5 Pro, su questa ho il prototipo dell'AP5 Pro. Questo qui è un AP5 Pro che risale appunto al 2013, se non sbaglio.
Quindi proprio mentre lo testavamo, uno di gli AP5 Pro era stato montato proprio su questa chitarra. Allora, l'opinione personale è questa. Io sulla vecchia chitarra, che magari avrei visto anche su internet, avevo l'AP mic, ok? Quella capsula microfonica lì era stata pensata per avere anch'essa, come il piezoelettrico, uno spettro grande di frequenze da coprire, ok? Per cui suona un pochino più medio-bassa, mentre l'AP5 Pro non lo fa. Il microfono dell'AP5 Pro funziona tutto da medi-alti. I bassi non ci sono proprio più, ok? Però questo all'inizio anche a me aveva destabilizzato questa sensazione, perché essendo abituato a sentire la botta dell'AP mic, dicevo, mannaggia, dov'è finita quella parte? Tiravo sul microfono e non sentivo più una parte. Però, dopo un pochino, ho capito il perché. Hai sentito adesso? Non ho feedback. Ok? L'altro microfono, essendo a spettro un pochino più ampio, prendeva anche quelle frequenze che poi creavano i vari feedback, i vari toni, con quei suoni, no? Mentre questi non lo fanno. E praticamente il microfono di questi vanno a completare, come dicevo all'inizio, la frequenza, scusami, lo spettro di frequenze del piezoelettrico, quindi sono molto complementari, per capirci. Guarda, questo, ripeto, è il prototipo. Senti, ora ti faccio sentire il piezoelettrico di questa. Ora azzero il piezo e tiro su solo il microfono. Nonostante io abbia solo il microfono acceso, che creerebbe già al massimo la frequenza, non ho nessun feedback. Se ora li metto insieme, la frequenza d'attacco del piezoelettrico, i bassi del piezoelettrico vanno a completare i medio-alti che invece ti dà il microfono. Capito? Quindi io l'ho vissuta inizialmente come un attimo di shock, perché non riconoscevo più il suono che avevo lasciato con l'altra chitarra, ma provandolo volta a volta devo dire che ho capito la ragione di questo cambiamento e adesso mi trovo. Sono stato abbastanza esauriente sull'argomento. Altre domande a riguardo del AP5 Pro o sistema di amplificazione, passaggio dall'uno all'altro? No, ok, perfetto, mi è sembrato di vedere una mano alzata. Allora, adesso andiamo ad analizzare come questa chitarra rispetto all'altra crea un mondo sonoro diverso, che vi consiglio di scoprire anche attraverso i modelli Dreadnought che potete trovare assolutamente nel piano chitarre di questo meraviglioso negozio. Entrambe queste chitarre montano delle corde piuttosto spesse, prima di tutto, però c'è una differenza: su quella ci sono le 12, su questa ci sono le 13, ok? È abbassata, come sentite, in questo caso di mezzo tono, però in produzione la uso standard, ok? Sempre con le 13. Se la vostra chitarra la settate bene, non c'è problema ad avere le 13 anche sulle chitarre acustiche di questo tipo, ok? Sono corde che suonano molto molto bene, fanno vibrare di gran lunga il top delle vostre chitarre.
Come sentite ora sto suonando sezioni di vari brani che magari potete riascoltare anche nei miei concerti o quant'altro, cercando di lasciar suonare la chitarra nei punti che mi preme sottolineare. Avete sentito i bassi che ha questa così? È un camion. Ed è estremamente veloce lo stesso come attacco, perché una cosa magari che ci si aspetterebbe da una dread sembra un organo di chiesa. Questo è un brano che ho scritto diversi anni fa, si chiama White Nights in St. Petersburg, perché l'ho scritto a San Pietroburgo durante il fenomeno delle notti bianche, per la prima volta che sono andato a suonare là. Andrea Valeri per Mayton Guitars qui nella clinic di Meron on Stage in questo sabato pomeriggio. No, avevo messo un drop D, ma nessuna accordatura aperta. Non sarei
sinceramente parlando ho molta difficoltà con le accordature aperte, non riesco proprio a orientarmi, trovo che sia già abbastanza difficile così. Se comincio anche a aprire le accordature, passerei il tempo a fare un lavoro diverso. Allora, fare il chitarrista e fare il musicista sono due lavori diversi tra di loro. Questa cosa qui si chiama strumento musicale per un preciso motivo, perché è uno strumento musicale, non è la musica è un'altra cosa, la musica siete voi, la musica è quel mondo di cui io ho 33 anni adesso, gli ultimi 17 anni della vita l'ho dedicati a fare questo, non ho ancora capito un H di quello che la musica vuol dire, è un linguaggio incredibile. I musicisti sono semplicemente dei traduttori, degli interpreti da un mondo di cui si capisce veramente niente a un mondo tridimensionale che è quello di tutti i giorni, per cui i musicisti sono un po' come dei connettori wireless, no? Dei router, prendono e diffondono le onde della musica. E se trovate delle chitarre che vi permettono il vostro strumento, il vostro alfabeto, diciamo così, le vostre capacità linguistiche sulla chitarra sono ampie, allora in quel momento si riesce a fare molto di più di quello che si potrebbe fare senza un buono strumento, ok? Quindi penso che se io adesso perdessi, fra virgolette, perdessi del tempo a pensare all'accordatura aperta, non userei quel tempo per scrivere musica e a me farebbe male, perché vorrei usare il tempo per scrivere delle cose che hanno senso. Quindi grazie. Pensa che quest'anno è successo qualcosa di clamoroso con il disco Odissea. Quando l'ho fatto, ti giuro che l'ho fatto con tutto il cuore, lo volevo veramente realizzare un prodotto che avesse quella scaletta, quei brani, di cui poi alcuni li ho anche tolti. Okay, erano molti di più, poi ne sono usciti quanti? 11, però erano magari 14, 15, altri li ho lasciati in pensione per un altro lavoro. E quando ho fatto il disco Odissea, l'unica cosa che volevo fare era fare un disco di musica, ok? Poi sta di fatto che questo disco inaspettatamente ha preso il platino europeo agli EMC Awards quest'anno e è stato premiato anche a Hollywood. Quindi dal niente, guarda, volevo semplicemente fare un disco di musica e probabilmente ha parlato a delle persone. E questo penso che sia il motivo per cui faccio questo lavoro. Semplicemente racconto storie. E sono meno, non so se vi capita anche a voi quando aprite i social, che c'è una gara allucinante a quante note al minuto si riesce a suonare. Non ve lo fa anche a voi? Che aprite e quando scorrete il social c'è tipo 1,5 milioni di note. Io mi prende l'ansia. Dico, caspita, io non le so suonare 1 milione di note al minuto. Ma poi ci penso. Dico, magari se mi metto lì, studio, faccio esercizi, poi ci penso e dico, ma io non ce le metterei neanche 1 milione di note al minuto. Se no la gente che si ricorda di quello che lasciano, no? In fin dei conti, quello che siamo, qui si inizia e qui si finisce, ma la musica non finisce mai. Per cui se lei diventa la protagonista del nostro lavoro, rimarrà sempre, rimarrà in ogni momento. Non ci sarà mai un momento dove la tecnica va al di là della musica e prende il sopravvento. Okay? È un mezzo. La chitarra, la tecnica, lo studio sono un mezzo per fare una certa cosa, che è raccontare storie con la musica. E almeno così la vedo io.
Andrea Valeri per Meton Guitar in questa clinic da Merola Magazzini Musicali per Merola On Stage. Visto che ci stiamo avviando verso la conclusione di questo appuntamento, ne approfitto per fare a Andrea una domanda che ci è arrivata dal web, da uno dei nostri spettatori che stanno guardando su YouTube, Facebook Live e Twitch in streaming. Mi chiedono, per i tuoi brani, visto che hai un repertorio molto strumentale, a chi ti ispiri? C'è qualcuno che è per te fonte di ispirazione a livello di musica strumentale e nello specifico di chitarra strumentale? Assolutamente sì, assolutamente, sono pieno assolutamente di ispirazioni. Allora, per scrivere musica strumentale, secondo me la prima cosa è cercare di ascoltare coloro che fanno questo lavoro nel mondo del cinema. Io stesso ho scritto alcune colonne sonore per dei film e il discorso è questo: chiunque abbia la formazione per cui mette la colonna sonora dietro delle immagini, dietro un video, dietro una storia, quindi cerca di raccontarla attraverso le note, attraverso i passaggi, attraverso l'armonia, è una persona da ascoltare. Io per esempio ho una mia compilation personale di tutta la discografia di John Williams, di tutti i film a partire da Jurassic Park o Star Wars, e poi ovviamente Hans Zimmer, Morricone, Thomas Newman. Un'altra persona che mi piace tantissimo, proprio un compositore pazzesco, si chiama Franco Piersanti, è quello che ha ideato la colonna sonora di Montalbano, per capirci, o Paolo Buonvino, insomma, assolutamente, sono tutti musicisti incredibili. E, in particolare mi riferivo a quelli della musica da film perché sono i soggetti che usano più di ogni altro tipo di musicista soluzioni armoniche. In pratica è un po' come vedere la musica come se la melodia fosse il soggetto, l'armonia fosse l'ambiente, il tempo è il tempo in cui tutto scorre, quel frangente, e poi c'è una quarta dimensione della musica che si può sentire, è tangibile nella musica, che è il colore. Il colore diventa una dimensione uditiva che quando si fa musica fa davvero la differenza. Per cui sì, per rispondere alla domanda sono questi i riferimenti. Poi ovviamente tutti gli altri chitarristi che suonano la chitarra acustica, e perché no chitarra elettrica, lo stesso Mark Knopfler, in fin dei conti ne parlavamo prima appunto di John Isley, Eric Clapton. Fantastici, sono musicisti eccezionali che ovviamente hanno fatto così tanto per il mondo della musica che non ascoltarli sarebbe un abominio. E infatti voglio suonarvi questo. Penso sia stato il cavallo di battaglia che tempo addietro mi fece diventare noto sul web.
Grazie davvero. Grazie di essere stati qui quest'oggi, è stato fantastico poter essere in un mondo così spettacolare, pieno di musica e di persone meravigliose come voi. Grazie davvero e non vi dimenticate di provare Maton Guitars a Merula. Grazie a Andrea Valeri, grazie a Meto Guitars. Vi ricordiamo, il negozio è ancora aperto fino alle 19:30. Passate a curiosare, troverete questi splendidi strumenti e molti altri nei reparti alle spalle del palco. L'appuntamento con Merula on Stage è sabato prossimo alla solita ora per un concerto dal vivo. Ancora grazie ad Andrea Valeri. Signore e signori, buon weekend a voi da Merula Strumenti Musicali e Merula on Stage.